Agrigento, capitale della cultura, riunione a Palermo. Schifani prende in mano la situazione per salvaguardare l'immagine di Agrigento. Il governo di centrodestra. Priorità: acqua, pulizia, viabilità, collegamenti e verde pubblico. Ieri la prima riunione, giovedì un altro incontro. Conferenza stampa oggi per la festa di San Gerlando tra Giubileo e Agrigento, capitale della cultura. Firmato il decreto, Daniela Faraoni è il nuovo assessore regionale alla sanità. Polemiche per la cancellazione di 900 enti dal RUMS, al rischio i più fragili. Potenziare i porti delle isole minori, risoluzione dei pentastellati approvata in commissione ARS. L'assessore Vullo, pronti gli avvisi finanziati con il Fondo Povertà sui temi di educativa sociale, assistenza e genitorialità. C'è tempo fino al 31 di gennaio. Anche quest'anno il Liceo Musicale Empedocle per la terza edizione, protagonista di una apprezzata rassegna di musica da camera e letture. La pioggia dà una boccata d'ossigeno alla crisi idrica in Basi, in ripresa ma cittadini a secco. E per lo sport la Goal Collection con le più belle reti centrate dal calcio nel fine settimana. E ben trovati a tutti, è sempre Agrigento, capitale della cultura, al centro delle prime pagine della cronaca, perché Schifani non ci sta alle colate di fango di questi giorni sulla incapacità del centrodestra di esprimere con Agrigento una adeguata capitale della cultura, e risponde con un vertice che ha proprio il senso dell'aver voluto prendere in mano la situazione e monitorarla. Riunione ieri a Palermo che è stata aggiornata a giovedì. Fare in fretta e dare risposte concrete, questo è il senso della riunione operativa che ha voluto ieri e che è stata aggiornata a giovedì prossimo il presidente Schifani per Agrigento, capitale della cultura 2025, che evidentemente intende monitorare personalmente quanto si faccia ed evitare altre prime pagine nazionali nocive alla città e al governo di centrodestra. Alla riunione hanno partecipato l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Arico e i dirigenti generali dei dipartimenti che saranno direttamente interessati negli interventi da mettere in campo, e in videoconferenza i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Agrigento. Dobbiamo dare risposte immediate al territorio su temi indifferibili che riguardano lo svolgimento di quest'anno così speciale. Le questioni da affrontare sono tante e serve la massima collaborazione istituzionale. Abbiamo chiesto al Comune, ha detto Schifani, di lavorare a testa bassa fino al pieno raggiungimento dell'obiettivo. Noi da parte nostra non ci stiamo risparmiando, continua, e stiamo mettendo in campo ogni struttura regionale interessata e ogni risorsa economica e finanziaria disponibile. Non si parla solo di Agrigento, infatti, ma si tratta, dice, di qualcosa che riguarda la Sicilia nella sua interezza. Al centro delle urgenze per Agrigento l'acqua, ma anche per l'economia delle strutture ricettive del centro storico, e poi la sistemazione e realizzazione di aree parcheggio, l'organizzazione di un servizio navette, la manutenzione della viabilità e dell'illuminazione stradale, la bonifica di microdiscariche presenti in aree pubbliche, la pulizia delle strade, la realizzazione di un sistema di bagni pubblici e la sistemazione del verde e dell'arredo urbano, comprese l'installazione di pensiline. Per alcuni di questi obiettivi la Regione ha dato la propria disponibilità di intervenire direttamente e subito, affidandosi a servizi in-house, così da operare con la massima celerità. I tempi sono stretti e tutto ciò doveva essere fatto già prima. Con questi servizi, se effettivamente attivati, forse la città potrà guardare alla normalità da anni negata agli agrigentini.
E sul tema anche Assoturismo e Federalberghi scendono in campo per difendere l'immagine delle strutture ricettive del territorio di Agrigento in seguito ad alcuni servizi giornalistici che in occasione dell'avvio di Agrigento Capitale Italiana della Cultura hanno presentato una narrazione, dicono, distorta e affermano della situazione alberghiera locale. I servizi in questione, infatti, dicono, hanno enfatizzato la presenza di alcuni alberghi chiusi o abbandonati, trascurando di rappresentare adeguatamente il quadro generale che comprende numerose strutture operative e di alta qualità. Cambiamo argomento, ma comunque restiamo sempre in tema di Agrigento, capitale della cultura, perché stamattina si è tenuta una conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti del patrono San Gerlando tra Giubileo e Agrigento, capitale della cultura. Padre Pondillo, oggi una conferenza stampa per annunciare il programma della settimana di San Gerlando. La settimana di San Gerlando, i festeggiamenti in onore di San Gerlando, che quest'anno rientrano all'interno di due momenti fondamentali che sono il Giubileo e Agrigento Capitale Italiana della Cultura, tanto che la festa stessa è stata inserita all'interno del programma. Per quale motivo? Perché la fede è generatrice di valori culturali, genera atteggiamenti, stili di vita, e allora abbiamo chiesto e ci è stato consentito che questo momento, che è identitario della comunità di Agrigento, rientrasse dentro il percorso della capitale della cultura. La settimana di San Gerlando prevede diversi momenti spirituali e culturali. Tra i momenti spirituali le celebrazioni eucaristiche della mattina a Santa Maria dei Greci, il momento di preghiera della comunità. Tra i momenti culturali ce ne sono tre in particolare che vogliamo segnalare. Il primo è l'inaugurazione dei percorsi digitali di abbattimento delle barriere architettoniche sensoriali della cattedrale, del museo e della chiesa di Santa Maria dei Greci, in partenariato col Ministero della Cultura. Il secondo momento culturale importante è legato al segno identitario della città e della diocesi, che è l'urna del patrono San Gerlando. Quest'anno verrà riconsegnata alla città e alla diocesi, interamente restaurata e riconfigurata. E in occasione della celebrazione della festa ne faremo la presentazione, perché si tratta proprio di riacquisire quella che è la nostra identità legata alla storia millenaria, ormai bimillenaria, che ci lega a San Gerlando. Il terzo momento è legato all'organo della cattedrale. Lo abbiamo inaugurato dal punto di vista musicale il 14 di dicembre, quest'anno invece verrà presentata durante la festa il restauro dell'organo stesso. Oserei dire, prima abbiamo ascoltato ciò che esce dall'organo, con la presentazione del restauro entreremo dentro questo strumento che è per la liturgia e che permetterà così di conoscere anche gli elementi storici. C'è una parte che è del 600, le canne, la più alta 39 metri ad esempio, abbiamo uno strumento importantissimo per la città ed è necessario che venga presentato come anche segno identitario di ciò che si trova in cattedrale. Il 24, scusate, la vigilia della festa, ci sarà il giubileo della città. Tutte le comunità ci raduneremo in piazza Plebiscite all'inizio della via Duomo, procederemo verso la cattedrale, il vescovo presiederà la messa del giubileo della città e ogni parrocchia offrirà l'olio per la lampada di San Gerlando, che l'indomani, durante il pontificale che è presieduto da Sua Eminenza il cardinale Baldassare Reina, invitato per l'occasione ad Agrigento, sarà offerto ufficialmente dal sindaco della città e dal vicario foraneo. Quindi un percorso identitario, spirituale e culturale per riscoprire quella che è la vita della comunità di Agrigento. Ricordiamo allora le date, l'inizio e la fine della settimana. Si inizierà il 20 di febbraio e si concluderà il 25 di febbraio. Don Giuseppe Cumbo, presente a questa conferenza stampa sulla settimana di San Gerlando e il suo aspetto anche da un punto di vista religioso. Sarà l'occasione, come ogni anno, per riflettere sulla nostra identità di chiesa locale attorno alla figura del santo patrono. C'è una bella dimensione di fede attorno all'esperienza della festa patronale, sia per ritrovarci
come unica chiesa attorno al nostro vescovo, sia anche per riflettere su quello che è l'eredità di San Gerlando. E tra queste sicuramente la sua capacità di avere riportato il Vangelo nella nostra terra e anche la sua capacità di riorganizzare al suo interno la chiesa locale, puntando soprattutto sulla collaborazione di quanti insieme a lui appunto hanno permesso il risveglio della fede appunto nel nostro territorio. Le occasioni di riflessioni saranno molteplici, sicuramente Don Giuseppe Pontillo avrà nel dettaglio presentato il programma e quindi anche il recupero stesso dell'urna, la celebrazione con il pellegrinaggio della comunità ecclesiale di Agrigento, il pontificale presieduto dal nostro vescovo Alessandro La Vigilia e poi il pontificale della solennità presieduto da Don Baldo, che accogliamo per la prima volta da cardinale qui ad Agrigento, sarà l'occasione per la comunità ecclesiale tutta di ritrovarsi insieme e di vivere questa esperienza di fede. Esperienza che sarà preceduta nei prossimi giorni dall'ordinazione presbiterale di Don Francesco Traina, che sarà celebrata in cattedrale il 24 gennaio alle 18, ed è una gioia, insomma, l'ordinazione presbiterale per una chiesa locale è occasione per continuare a sperare e soprattutto per ringraziare Dio per il dono delle vocazioni. E quindi un giovane che ancora si mette in gioco, insomma, per la causa del Vangelo e di incoraggiamento anche per i giovani che sono in cammino e per quanti sono in discernimento. E poi inizieremo e continueremo meglio, perché già abbiamo iniziato il 29 dicembre con l'apertura dell'anno giubilare, con le diverse occasioni di incontro che il Giubileo ci offrirà, e tra queste sicuramente domenica il Giubileo che vivrà la Coldiretti accompagnata dall'assistente spirituale, e poi il 31, giorno in cui la Chiesa ricorda la memoria liturgica di San Giovanni Bosco, il Giubileo degli educatori. Il coinvolgimento di catechisti, insegnanti di religione cattoliche e poi anche operatori nell'ambito degli oratori, delle realtà giovanili si ritroveranno insieme. Alle 17 il raduno in piazza Don Minzoni, poi il pellegrinaggio verso la cattedrale e poi una relazione tenuta da un padre salesiano, padre Anzalone, e poi la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo. Non mancheranno durante questo anno giubilare e per noi agrigentini anche anno della capitale della cultura le occasioni per incontrarci, riflettere per noi cristiani insomma sul dato della fede e poi anche sugli aspetti culturali che sicuramente saranno approfonditi e non mancheranno nel programma. E il governatore Renato Schifani ha firmato stamattina il decreto di nomina che proclama Daniela Faraoni assessore regionale alla sanità della regione siciliana. Il giuramento del nuovo assessore è previsto per la seduta dell'ARS di oggi pomeriggio, una nomina che non è stata priva di perplessità da parte di tanti che hanno sollevato il rischio di inconferibilità, ma in base ai pareri legali di cui si è dotato Palazzo d'Orléans, il caso di Daniela Faraoni non rientra tra quelli elencati dal decreto legislativo 39 del 2013. E politiche sociali, 9.000 associazioni, 9.800 esattamente ammesse al registro del terzo settore e 900 cancellate. Sono però a rischio le categorie più fragili. Lo comunica l'assessorato alle politiche sociali e al lavoro, che dice che sono 9.800 le associazioni siciliane iscritte al registro unico nazionale del terzo settore. Di queste 1.730 su 2.573 trasmigrate che dovevano provvedere a regolarizzare la loro posizione hanno presentato la corretta documentazione. Sono stati invece 843 gli enti cancellati, dei quali 602, dice l'assessorato retto da Nuccia Albano, non hanno mai risposto alle note e alle circolari diffuse dall'assessorato. Ma il presidente del Forum Terzo Settore Montemagno non è d'accordo e chiede al governatore di sospendere queste cancellazioni perché
A rimetterci, afferma, saranno i più fragili. Molti di questi infatti erogano servizi in materia di assistenza, sanità e welfare. Per questo ha chiesto un incontro urgente volto a chiarire le concrete ripercussioni che il provvedimento avrà su imprese e cittadini. A Pantelleria si registra la totale assenza di respingenti, coperture a protezione e riparo per i passeggeri, l'assenza di servizi pubblici. A Lampedusa il pontile non è dotato di respingente idoneo, la segnaletica è inadeguata, con l'assenza di idonea struttura per l'attesa dei passeggeri munita di servizi pubblici. A Linosa e ad Ustica è impossibile attraccare in sicurezza se non in condizioni meteo favorevolissime. Il basamento è scosceso e irregolare, la segnaletica e l'illuminazione assenti. È quanto contenuto tra l'altro in una risoluzione firmata da Adriano Barrica, José Marano e Cristina Ciminnisi, approvata dalla 4ª Commissione Ars, frutto di una indagine elaborata dai parlamentari regionali pentastellati che per questo hanno impegnato il governo regionale, presso l'assessore per le infrastrutture e la mobilità, ad adottare urgenti misure finanziarie volte alla manutenzione, al ripristino, al potenziamento delle infrastrutture portuali di tutte le isole minori siciliane, ad avviare, in mancanza di sufficienti risorse regionali, ogni iniziativa idonea a consentire il reperimento delle risorse necessarie a valere sul bilancio statale, a rimodulare la programmazione di risorse extra regionali al fine di consentire di assicurare adeguata priorità agli interventi sulle infrastrutture portuali delle isole minori. Educativa domiciliare, assistenza e genitorialità sono i progetti finanziati con il Fondo Povertà e sarà possibile fruirne partecipando agli avvisi del Comune. Ne ha dato comunicazione l'assessore ai servizi sociali del Comune, Marco Vullo. È possibile presentare le domande per 3 progetti attraverso il distretto sociosanitario AG1, c'è tempo fino al 31 gennaio, un'occasione per chi necessita di servizi alla persona che va sfruttata. Lo ha comunicato l'assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, Marco Vullo. Il primo avviso è finanziato con il Fondo Povertà 2022 e riguarda l'educativa domiciliare. Il secondo avviso è finanziato con il Fondo Povertà 2021 e riguarda l'assistenza domiciliare per gli aventi diritto ed è un servizio rivolto ai beneficiari del reddito di inclusione erogato tramite utilizzo di voucher digitali da parte dell'utenza per l'acquisto del servizio presso operatori economici accreditati sulla piattaforma Servizi Sociali Web che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari ma che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana. Le prestazioni sono attuate a domicilio. L'attestazione ISEE 2025 per questo avviso non deve essere superiore a 9.360 euro. Il terzo avviso riguarda l'assistenza alla genitorialità finanziato con la quota servizi del Fondo Povertà 2022. I cittadini che intendono trarre beneficio dal servizio in argomento dovranno compilare rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma Servizi Sociali Web, visibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione Avvisi o al seguente link www.servizisocialiweb.it e producendo apposita istanza entro e non oltre il 31 gennaio 2025. L'assessore Vullo ha anche comunicato che i cittadini che avranno scaricato gli avvisi per presentare le domande saranno supportati da appositi sportelli all'interno degli uffici comunali di Piazza Pirandello il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 per ogni tipo di chiarimento in merito agli avvisi.
Il liceo classico Empedocle è protagonista anche quest'anno di una apprezzata rassegna che ha già riscontrato grande successo di pubblico negli scorsi anni e che ritorna con un interessante programma dal titolo I pomeriggi musicali al Circolo Empedocleo, terza edizione. Concerti di musica da camera eseguiti dai docenti del liceo musicale con letture degli stessi. Sentiamo. Oggi si presenta qui al Liceo Classico Musicale Empedocle un'iniziativa interessante, una collaborazione con il Circolo Culturale Empedocleo. Di cosa si tratta, Prese? Sì, rinnoviamo ancora la nostra collaborazione con il Circolo Culturale Empedocleo, tra l'altro con una novità, perché siete abituati ormai, e il pubblico che viene a vedere questi pomeriggi musicali ce lo dimostra, alle esibizioni dei nostri studenti, che sono sempre splendide e coinvolgenti. Quest'anno, proprio in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, oltre all'esibizione dei nostri studenti, quindi ai concerti che i ragazzi realizzeranno, si affiancheranno i concerti dei docenti, quindi sarà raddoppiato l'appuntamento con il Circolo Culturale Empedocleo, per cui sarà sicuramente un momento molto significativo per la nostra scuola, ma anche per il territorio. Tra l'altro, a testimonianza anche dell'integrazione tra le due anime, l'anima del musicale e l'anima del liceo classico, questi pomeriggi saranno accompagnati anche da letture scelte da parte proprio dei docenti del liceo classico, quindi una bellissima collaborazione che porterà sicuramente anche tanto sapere, tanta conoscenza di cui tutti noi abbiamo naturalmente bisogno. Quali sono gli appuntamenti? Allora, saranno i 3 appuntamenti con i ragazzi, di cui uno già si è svolto, e 6 appuntamenti con i docenti, in maniera tale che si coprirà tutto l'arco temporale che va fondamentalmente da ottobre a maggio, quindi una volta al mese, preferibilmente di giovedì. Quindi siete tutti naturalmente invitati. Continua è la parola giusta, in quanto siamo già alla terza stagione e l'idea è nata da un consiglio, diciamo, dal consiglio di un nostro consigliere, che è stato approvato da tutto il consiglio, visti anche i risultati che già 3 anni fa aveva già raggiunto il liceo musicale Empedocle. Con grande piacere abbiamo proposto alla dirigente questa nostra iniziativa, che è stata accolta molto favorevolmente, e onestamente non pensavo di arrivare fino a questo punto, e a questo punto ritengo che non ci fermeremo più, perché è stato in questi 2 anni e qualcosa, è stato un susseguirsi di bellissime esibizioni, di nuove emozioni che hanno provato anche i ragazzi, e di nuove emozioni che hanno provato sia coloro che vengono ad assistere ai concerti, sia gli ospiti e i soci del circolo. Quest'anno, tra l'altro, io l'ho anche definito già dall'anno scorso il secondo fiore all'occhiello di tutte le iniziative del Circolo Culturale Empedocleo, che quest'anno, tra l'altro, anche in funzione di Agrigento 2025, come diceva poco fa la professoressa Gatto, si arricchisce anche di una cosa che ritengo sia molto bella e possa dare anche degli ottimi risultati: con i concerti dei docenti. Avremo docenti e allievi contemporaneamente, in più ci saranno anche delle letture particolari che saranno scelte dai docenti del liceo. Tra gli appuntamenti culturali del Liceo Classico Musicale Empedocle anche una rappresentazione teatrale, Le Troiane. Sì, oggi al Museo Griffo presenteremo alle ore 17 questa rappresentazione classica tratta appunto da Euripide, ed è stata realizzata attraverso i fondi del PNRR all'interno di un laboratorio didattico a cura della professoressa Dinolfi e della professoressa Sturiale. È un momento veramente significativo, perché il teatro diventa sempre un mezzo di espressione, oltre che di conoscenza, molto preferito, molto amato dai nostri studenti. Quindi in questa rappresentazione vedremo come la cultura classica si coniuga con la modernità, e apprezzeremo anche l'eccellenza dei talenti dei nostri studenti, che sono gli attori, e nonché naturalmente tutti coloro che hanno animato con la loro effervescenza e con il loro entusiasmo questo bellissimo
momento. Quindi siete tutti invitati anche oggi pomeriggio al Museo Archeologico Pietro Griffo alle ore 17 per assistere a questa bella rappresentazione. Boccata d'ossigeno per gli invasi dopo le piogge che sono cadute nelle ultime ore sull'isola, dati positivi nell'area occidentale della provincia dove scorrono i fiumi Sosio, Verdura, Magazzolo, Platani e Belice che fanno registrare 30 mm di acqua caduti sulla diga Castello, 31 sull'Alto Magazzolo a Bivona, 35 ad Alessandria della Rocca, 64 a Santo Stefano di Quisquina, 21 alla diga Plano del Leone, 59 alla diga Fanaco. Una situazione che, anche se non risolta, potrebbe pian piano avviarsi ad un dato che fa ben sperare. Però i cittadini sono ancora disperati perché i turni di erogazione idrica continuano a saltare o dove ci sono lunghissimi. Secondo quanto dichiarato da WeBuild, la presente esclusione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dalle attività di analisi del rischio sismico e delle faglie attive nel progetto del ponte sullo stretto è una fake news. La società ha risposto così ad un'inchiesta di Report sottolineando come simili notizie infondate contribuiscono a creare disinformazione su un'infrastruttura definita strategica per il Paese. La società ha ribadito che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stato costantemente coinvolto nelle valutazioni tecniche del progetto con i suoi contributi utilizzati durante le diverse fasi di analisi. Già nel 2011 il consorzio Eurolink aveva siglato un accordo con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma La Sapienza. Questo accordo prevedeva un aggiornamento del quadro geosismotettonico nell'area dello Stretto di Messina con il coinvolgimento del professor Carlo Doglioni, oggi presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A distanza di 13 anni per rispondere alle richieste di integrazione sollevate dalla Commissione via nel maggio del 2024, il consorzio Eurolink ha affidato un nuovo incarico al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma La Sapienza. In seguito l'Università ha concordato il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, formalizzato a settembre 2024 con un accordo di collaborazione specifico. Tale accordo, firmato alla fine del mese, è stato perfezionato solo dopo diverse modifiche richieste dal presidente Doglioni agli allegati tecnici. Il consorzio Eurolink ha inoltre precisato che i due ricercatori coinvolti negli studi, il professor Valenzise e il professor Burrato, non hanno mai operato a titolo personale. I loro rapporti sono stati inviati direttamente dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma La Sapienza, a firma del direttore del Dipartimento, il professor Andreozzi. E gli sbarchi nel fine settimana hanno portato circa 600 all'hotspot di Lampedusa. Per questo la prefettura di Agrigento ha deciso di procedere al trasferimento di più della metà di loro. 320 migranti nella serata di lunedì hanno lasciato la più grande delle Pelagie per approdare a Porto Empedocle, da dove verranno trasferiti in Toscana, in Umbria e in Emilia-Romagna. Alla cattedrale di Palermo la presenza del sindaco Roberto Lagalle e del comandante della polizia municipale, il generale Angelo Coluccello, Monsignor Corrado Lorefice ha celebrato la Santa Messa in occasione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, patrono delle polizie municipali d'Italia. Comandante dell'allora Polizia Urbana, ovvero i pretoriani, impegnato nell'assistenza e aiuto dei poveri e bisognosi. Fu arrestato e condannato a morte dall'imperatore Diocleziano mediante il supplizio delle frecce. Si ritiene che questo legame con le armi abbia favorito il moderno patronato sui vigili urbani, che ne celebrano la festività il 20 gennaio, giorno del martirio. Il servizio del corpo della polizia municipale e al servizio della città, perché cresca nella sua bellezza come casa conviviale degli uomini e delle donne, libera da ogni condizionamento, libera da ogni ingiustizia. E per questo allora abbiamo bisogno di un di più di grazia che vogliamo chiedere al Signore. Il nostro ritrovarci, sono contento, saluto tutti voi carissimi ragazzi giovani delle nostre scuole, sono felice di accogliervi in questa cattedrale. Non stiamo facendo una parata, noi ci stiamo fermando per ripensare la nostra vita a partire da colui che ci ha testimoniato che Dio è con noi
e lo ha fatto non con le parole ma con i fatti. Gesù ha donato la sua vita sulla croce per noi, ecco perché San Sebastiano, come i martiri e i cristiani testimoni di ogni tempo, in questa nostra chiesa cattedrale c'è anche il corpo del beato Pino Puglisi, di Don Pino Puglisi, martire anche lui, martire per mano mafiosa. E allora qui prenderemo forza, coraggio per ritrovare rinnovato impegno per una vita che possa essere al servizio di Dio e degli uomini. Comandante, con il nuovo codice della strada la Polizia Municipale ha intensificato i controlli. Facciamo un punto della situazione ad oggi. Sì, abbiamo intensificato i controlli e quello che mi è dispiaciuto è che all'inizio sono fiaccato un po' di multe, perché non l'avevamo capito che stava cambiando qualcosa. Sì, il punto è che tentiamo di non essere particolarmente afflittivi, cioè quando possiamo cerchiamo di far capire alle persone che è cambiata la legge, che ci sono delle modifiche e che è giusto porre in essere dei comportamenti che sono essenzialmente finalizzati alla salvaguardia della salute e della vita di ciascuno di noi. Il casco dei monopattini, i tassi alcolemici, la possibilità di ritirare le patenti quando guidi sotto l'effetto di alcol o droga sono attività che adesso noi abbiamo già cominciato a mettere in essere e i risultati non sono mancati, non si sono fatti attendere. Speriamo che vada bene. E adesso un piccolo spazio da dedicare alle pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie. Ed è attivo lo sportello web del Libero Consorzio di Comuni di Agrigento. Cittadini e imprese potranno attivare una interazione digitale per gli ambiti ambiente, autorizzazioni e giustizia e sicurezza pubblica. Il servizio consente di produrre istanze e attivare un canale di comunicazione con l'ente. L'accesso sarà consentito utilizzando SPID o la carta d'identità elettronica. E sempre il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà nuovi interventi sulla viabilità interna della rete provinciale delle strade ex consortili ed ex regionali. Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi, come dal verbale di consegna dei lavori, su indicazioni e coordinamento dello staff tecnico del settore infrastrutture stradali che ha elaborato il progetto finanziato con fondi regionali e destinati ai liberi consorzi e città metropolitane della Sicilia. Una donna, le cui iniziali sono GD, è indagata per il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e di offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta. C'è un giovane catanese che si ritrova con uno sfregio permanente al volto per essere stato una vittima causale di uno sparo. A sparare, infatti, la 32enne che avrebbe avuto di mira la famiglia del suo ex compagno. Adesso si trova agli arresti domiciliari perché, essendo madre di un bambino di 3 anni, ha portato a questa misura cautelare. L'episodio è avvenuto al pomeriggio del 3 febbraio 2024, quando la donna era già sottoposta alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali nell'ambito di un altro procedimento penale. Le indagini della polizia sono iniziate quando un giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania con un colpo di arma da fuoco al volto, una ferita per cui i medici hanno dato una prognosi di 30 giorni. A scongiurare il pericolo di vita, stando a quanto ricostruito nel corso degli accertamenti, sarebbe stata la traiettoria del proiettile smorzata dalla paravento del motorino su cui viaggiava il ragazzo. Dall'analisi del cellulare della 32enne è stato accertato che il ferito, un ragazzo incensurato che stava passando a bordo del mezzo a 2 ruote da via Zirigli nel quartiere San Cristoforo di Catania, non era il destinatario del colpo esploso, ma una vittima casuale. Lo sparo invece sarebbe scaturito da attriti tra la donna indagata e la famiglia del suo ex compagno. A me piace di tanto in tanto parafrasare col nostro idioma. A proposito di rispetto, c'è un detto siciliano che secondo me è base di vita: un rispetto è misurato come porta l'ave portato. C'entra con la giornata di oggi? Possiamo usare questo detto siciliano?
Il rispetto richiede una relazione rispettosa, quindi ovviamente se c'è rispetto da una parte è più probabile che ci sia anche dall'altra, ma non è detto, perché alle volte il rispetto è unilaterale. Abbiamo organizzato questa giornata, il Tribunale di Trapani, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati, l'Università ovviamente, sotto l'egida della Commissione Europea che ha fortemente voluto tutte queste iniziative, le istituzioni scolastiche impegnati nel far passare il messaggio del rispetto. La stessa domanda che ho fatto poc'anzi alla Presidente Camassa, a volte sembra quasi una frase banale, che ne pensi? Assolutamente non è banale, il rispetto è alla base della convivenza civile tra i paesi. In questo momento storico è importante ricordare, conoscere bene proprio l'etimologia della parola rispetto. Viene facile gettarla fra le labbra, però a volte neanche ce ne accorgiamo della profondità, di quanto hanno lottato le generazioni prima della mia per affrontare questo tema e per inculcarlo nelle generazioni. Forse lo si dà per assodato. È la prima volta che in Italia viene istituita la giornata del rispetto, in funzione anche del ruolo sociale che l'avvocato ha. Abbiamo voluto dedicarlo ai giovani. Molto spesso sono collegati nella rete e sono dissociati nella vita. Nella semplicità dei gesti, del comportamento, ci sta la grandezza di un uomo, ci sta la grandezza dello spirito e ci sta la capacità di rivolgersi all'altro e di rispettare l'altro, benché possa essere diverso per ragioni di cultura, di razza, di religione o anche di identità sessuale. Articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea, applicazione dei principi chiave sui temi del rispetto, della dignità umana, della tutela dei diritti umani, sul tema appunto dei comportamenti giornalieri che devono essere mirati a far sì che i ragazzi abbiano appunto un concetto chiaro sul principio del rispetto. Si declina ovviamente in tanti settori della vita e che occorre che i ragazzi che spesso superano il confine del rispetto perché sono protetti oggi dai video, dalla possibilità di comunicare senza vedersi, e dove andare oltre i confini del rispetto è più facile. Ecco, siamo qui tutti per far comprendere non soltanto l'importanza del rispetto, ma le conseguenze della mancanza del rispetto. Il rispetto di se stessi, come declinato nella nostra Carta Costituzionale. È reciproco, dalle cose semplici alle cose più ampie, evita la sopraffazione. Mi veniva il ricordo di Antonino Via, un ragazzo di 20 anni, un ragazzo di questa terra che ha combattuto un atto di sopraffazione con la sua stessa vita. Ecco, non bisogna arrivare a gesti estremi, ma i danni che ci possono derivare dalla sopraffazione, da una cattiva informazione, dal dileggiare i nostri amici, i nostri compagni, possono avere veramente delle conseguenze. Affrontiamo un tema che è drammaticamente attuale, che è il disagio giovanile, che porta ad atti di violenza, a dipendenze da sostanze alcoliche, al bullismo, al cyberbullismo, a tutto quello che purtroppo deriva dalla dissociazione di un soggetto dalla realtà vera. E molto spesso questi ragazzi corrono il rischio invece di vivere una realtà virtuale che li porta all'isolamento. Laddove non c'è rispetto non c'è democrazia. Il rispetto nasce proprio dal sistema dell'Unione Europea, incentrato sull'uguaglianza, tutela delle diversità, delle minoranze, delle donne e degli uomini, tutela della giustizia. Parliamo appunto dei valori fondanti della stessa Europa. Credo che semplicemente i social diano forza ai vili. E la viltà è uno dei difetti peggiori, perché quello che dovremmo sempre avere presente, che i ragazzi devono avere presente, è che sapere affermare i propri principi, sapere affermare la propria etica è un momento importante per affermare la propria identità. Guardi, noi siamo qui proprio per dare, non è una questione di speranza, per dare gli strumenti per affrontare la vita in un modo diverso, in un modo più maturo, più consapevole. Poi ovviamente ci sono tantissime istituzioni nella società che dovranno dare il loro contributo quotidiano, perché una giornata è una giornata, la quotidianità è un'altra cosa. Siamo allo sport e come sempre per gli amanti delle goleade la Goal Collection che ci ripropone tutte le più belle reti centrate nel corso del fine settimana calcistico.
Torna a ruggire il Siracusa davanti al proprio pubblico ed è una vittoria, quella contro la Nissa, che vale il +3 su San Biase e Regina. Non lascia scampo il Siracusa, che va a segno 4 volte e chiude virtualmente i giochi già dopo un tempo con Di Paolo e Russotto. L'ex Catania firma la sua prima doppietta stagionale. Nissa, che si consola con la rete di Rotulo, ma capitola sul finir di partita per il definitivo 4-1 di Sarao. 1-1 tra San Biase e Pompei, campani che interrompono la striscia di 8 successi dei giallorossi, primi antagonisti del Siracusa, passando in vantaggio con De Martino. San Biase Maidomo che agguanta all'ora di gioco l'1-1 con Zerbo. Seconda vittoria in pochi giorni per la Regina, che replica il successo di Favara battendo il Città di Sant'Agata davanti al proprio pubblico. Apre i giochi dagli 11 metri Nino Barillà. Nel secondo tempo Renelus e Barranco chiudono il conto portando a 3 le marcature Amaranto. Blitz esterno della Scafatese sul campo di un Licata in ripresa. Le reti di Neglia e Molinaro spingono i canarini, oggi distanti 5 lunghezze dalla vetta. Una doppietta, quella di Fabio Alagna, spinge alla vittoria la Vibonese, che fa suo il derby di Calabria contro il Locri. 1-1 tra Paternò e San Catalbese, ospiti in vantaggio con la rete di Boniglia, pari rosso-azzurro che porta la firma di Viglianisi. Punti pesanti in chiave playoff per il Castrum Favara, che risolve overtime il derby contro l'Agragas con il docile cucchiaio di Sandro Baglione che manda in estasi i tifosi giallo-blu. Pari anche nell'altro derby siciliano tra Enna e Nuova Igea Virtus, tanti gli errori difensivi, a beneficiarne è lo spettacolo. Igea che passa in vantaggio con Trombino, quasi immediata la risposta giallo-verde con Aperi a siglare l'1-1. Giallorossi che mettono la freccia per la seconda volta con Currò, ripresi dalla rete del definitivo 2-2 di Cristiano. Chiudiamo con la vittoria della Cirale, che arriva al photo finish contro il Ragusa. 3 punti fondamentali in chiave salvezza. I Granata ritrovano linfa e nervo grazie al loro totem offensivo Benjamin Mokulu, autore della doppietta che scaccia via i cattivi pensieri di una prima parte di stagione avara di emozioni. Per il Ragusa non basta la rete del momentaneo 1-1 messa a segno da Abercon. Termina qui la nostra rassegna, appuntamento a lunedì prossimo per una nuova finestra sul girone I di Serie D. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sul 268 in tutta Italia e ancora sul 93 con il TG che va in onda alle 15, alle 20, alle 9 del mattino e naturalmente sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque nel mondo con l'intera nostra programmazione, la TV online. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.